Terza corsa del pomeriggio dall'Arcoveggio, 4 anni di scena, non vincitori di 10.000 euro, sono in 9 al via, corsa incerta in cui Desert Rose e Dorotea Trio sono le due favorite della corsa. Prova comunque di livello abbastanza basso e quindi molto aperta anche ad eventuali sorprese. All'1 Desert Rose, Carmine Piscoglio, 2 Didinsky, SSM, Mario Greco, 3 Dolce Nera, Bar, Sandro Miraglia, 4 Drion, Battista Congiu, 5 Dragonero Fi, Maurizio Cheli, 6 Dorotea Trio, Roberto D'Alessandro, in seconda fila 7 Diabolic, Claudio Francesco Trolese, 8 Dana, Lorenzo Callegaro, 9 Dubai Adri, Vincenzo Torrente. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio, con cautela Dubai Adri. Si parte con Dorotea Trio, facile al comando dal 6 nei confronti di Dolce Nera Bar, poi Drion, quindi Dragonero Fi, ancora Didinsky SSM. Numero 7 poi Diabolic Dana. Claudio, squalificato. Questo è il gruppo dei primi quando si completano i primi 200 metri di corsa in 14,7. Dorotea Trio, preso ottima partenza, si è installata al comando nei confronti di Dolce Nera Bar che serra sotto lasciando allo scoperto Drion, poi Desert Rose e quindi ancora Dana, al largo di Dinsky SSM e quindi Dragonero Fi. C'è una brusca stoppata in mezzo al gruppo, cerca di mettersi in corda Drion mentre esce da lì Desert Rose, girata da Dragonero Fi. 45-1 comunque i primi 600 metri iniziali da parte di Dorotea Trio. Passaggio davanti alle tribune, Dorotea in vantaggio, di fuori Dragonero, alla corda Dolce Nera, poi al largo Desert Rose che è andata a fare la seconda pariglia avanti a Dana che prova a progredire a sua volta, mentre il treno alla corda tende a calare. Dolce Nera Bar cede il secondo posto a Dragonero Fi che scende alle spalle di Dorotea Trio, la quale fa 15,5 il primo chilometro. Prova a mettersi in moto Desert Rose portandosi in scia Dana. Dorotea in evidenza su Desert Rose che passa seconda, la rete di là in 14,7, 1,32 3 quarti di miglio, se la dà a gambe Dorotea Trio che prova a scappare da Desert Rose e quindi da Dana, poi di Dinsky SSM, la retta d'arrivo per Dorotea Trio che l'affronta in vantaggio, inseguita da Desert Rose. Dorotea in vantaggio, Desert che prova a bucarla di dentro, è in vantaggio Dorotea che si difende, Desert Rose che attacca al suo interno, ancora Dorotea in vantaggio, fin sul palo, Dorotea Trio si salva da Desert Rose. Mentre per il terzo posto è di Dinsky SSM perché Dana ha galoppato in zona proibita. 1.14,9 ragguaglio cronometrico, la vittoria di Dorotea Trio, Roberto D'Alessandro in salchi per il training di Marco Azzaroni, colori della scuderia Trio. A vincere andando in testa dal 6 la figlia di Pitagora B che si difende nel finale dal tentativo in open stretch di Desert Rose al terzo di Dinsky SSM.